Il 49esimo rally del Friuli Venezia Giulia, andato in scena il 30 e 31 agosto tra le valli del Torre e Natisone, ha chiuso il sipario del campionato italiano rally 2013, celebrando il titolo consegnato all'equipaggio ufficiale di Skoda Italia, composta dal veronese Umberto Scandola e dal copilota ligure Guido D'Amore, sulla Skoda Fabia Super 2000. Vincendo il 49esimo rally del Friuli Venezia Giulia, Scandola e D'Amore si sono laureati campioni italiani rally a 2 gare dal termine della stagione 2013. Alla fine, dietro ad Umberto Scandola, il secondo gradino del podio è stato conquistato dalla Citroën DS3 del siciliano Andrea Nucita, campione junior uscente in coppia con Beppe Princiotto per la prima volta sul podio assoluto in una gara di campionato. Per il challenge di zona, che è partito al venerdì sera con la prova spettacolo di Udine, l'esperto pordenonese Fabrizio Martinis su Renault Clio R3 navigato da Monica Tratter l'ha spuntata con un buon margine sui portacolori della Gorizia Corse. Christian Terpin, navigato da Stefano Jerman, al secondo posto con una Citroën C2. Terzo gradino del podio per i friulani Filippo Bravi con Enrico Bertoldi alle note su Renault Clio. Nella battaglia della 18ª edizione del Rally delle Alpi Orientali Storic, valido per il campionato europeo ed italiano vetture storiche, il trofeo croato è andato al biellese Davide Negri sul Porsche 911. Al secondo posto, staccato di 48 secondi, il campione italiano in carica tra le storiche Lucio da Zanche, seguito da Nicolas Montino al terzo posto. Ampia soddisfazione da parte della scuderia Friuliaco, che ha condotto alla bandiera a scacchi l'ennesima edizione di spessore della gara, seguita da migliaia di appassionati e pronta a iniziare adesso i festeggiamenti del 50° anno nel 2014.